Riprendo in questo momento un detto trasformato per l'occasione del 17 di febbraio, la grande kermesse qui a Vicenza. Non è bello ciò che è bellico, ma è bello ciò che pace. Giorgio Fortuna, 56 anni, pensionato di Vicenza. Però sono nato in Libia e nel 69 Gheddafi la prima cosa che ha fatto è mandato via gli americani e gli inglesi dalla base americana. Vorrei leggere all'occasione un pezzo di una canzone di Patti Smith. È la gente che ha il potere, la gente ha lei il potere, la gente ha il potere, la gente è il potere di sognare, di governare, combattere il mondo contro i folli. È deciso, la gente regola, è comandato, la gente governa. Io credo che ogni cosa che sogniamo arriva per attraversare la nostra unione e noi possiamo rigirare il mondo e fare rivoluzione della terra. Noi abbiamo il potere perché la gente ha il potere. Io sono qua al presidio contro la base Dal Molin perché non voglio vivere in un territorio militarizzato. Così faccio parte, lavoro per il Dal Molin, per il patto di mutuo soccorso, che è una rete di movimenti che difendono il proprio territorio e i beni comuni. E così come io non voglio vivere in un territorio militarizzato, so che altri non vogliono vivere nei corridoi per i tir e per i treni ad alta velocità, altri non vogliono vivere accanto a una centrale turbogas che non gli permetterà mai più di vedere il sole, altri non vogliono vivere vicino a un inceneritore o una discarica che inquinerà per sempre lo spazio, il loro territorio, il loro spazio vitale. Sono al 38esimo giorno di digiuno e ovviamente sono qui per la pace e se noi non poniamo fine alle armi, saranno le armi a por fine all'uomo. Pensionato, di cui metà 30 anni all'estero, 20 in Svizzera e 10 in Svezia. Sabato sono stato a Novara a sfilare contro perché non venga costruito, assemblato a Novara gli F-35, cacciabombardieri invisibili. Non voglio la base perché non voglio che quei cacciabombardieri transiti questa base per fare guerra e per bombardare altri popoli. Bombe o non bombe intelligenti. Questo non più guerre nei confronti di nessuno. Mi spero che sia lo Spirito Santo che li faccia risanvire. Io volevo fare un saluto al mio amico Yoshiyuki Takamori. È un amico giapponese che abbiamo incontrato sotto la basilica, un pacifista che ha anche come noi manifestato contro il Dal Molin. Come potete vedere in questa foto, lui per 5 minuti è stato un operaio dell'altro comune. Pierluccio dice no a Dal Molin perché? Perché Vicenza non ha bisogno di questa base, già ne abbiamo, non porta nessuna utilità sotto qualsiasi profilo economico, urbanistico, tantomeno urbanistico. C'è più bisogno di verde, di spazi attrezzati più o meno. E mi ha chiesto di dire due parole sulla guerra. Non si può parlare di guerra. La guerra è due eserciti che si scanna. Questo è un'aggressione, un genocidio, chiamiamo come che vogliamo, però se non facciamo niente per contrastarlo siamo complici di questa roba. Penso che sia giunto il momento di desecretare gli accordi bilaterali tra Stati Uniti e Italia, perché vogliamo anche noi conoscere quello che si sta giocando sulle nostre teste. Farete fatica a sconfiggerci perché qui non stiamo costruendo solo idee politiche o un futuro migliore, stiamo costruendo anche reti sociali e le reti sociali sono indistruttibili. No al Dal Molin, no ai traditori politici di Vicenza. Vicenza ha dimostrato che non esiste destra e sinistra, ma esiste solo il partito degli affari, che non si curano dei cittadini e non vogliono tener conto delle loro opinioni. Vergogna. La cosa che detesto di più sono tutte le bugie che ci raccontano, ma questo non intaccherà minimamente la nostra convinzione nel portare avanti le nostre idee e il nostro obiettivo. Io sto, come molte altre persone, vivendo un incubo
dal quale spero potermi svegliare, ma purtroppo con il velo di silenzio che si è steso sopra la cosa penso sia abbastanza difficile. La cosa che più mi dispiace in tutta questa vicenda è l'omertà da parte dei giornalisti, silenzio assoluto, non sprecano un solo attimo per poter informare la gente dei veri rischi, perché qua si parla di rischi e di mettere a repentaglio la nostra sicurezza. Non è che si parla di anti-americani, nessuno di noi è anti-americano, soltanto che vogliamo dare un futuro sereno e tranquillo ai nostri figli e vivere tranquilli noi. In tutti questi mesi la cosa che mi ha colpito di più è l'assoluta lontananza della classe politica italiana e del governo dai cittadini. Si è creato un divario, un abisso e per ora non c'è nessuna intenzione di colmare questo abisso. Io penso, ho sempre detto, che il vero coraggio è anche saper ammettere quando si sbaglia. Per molti mesi ho sperato che il mio governo che io ho votato, ammettesse di aver sbagliato e trovasse il coraggio per uscire dal pantano del Dalmolin. Questo non è successo. Io spero, ho ancora qualche flebile speranza, molto flebile vi confesso, perché da tutte le scelte portate avanti da questo governo stiamo andando esattamente in direzione opposta. Io penso comunque che prima o poi la classe politica italiana dovrà rendersi conto che così non può continuare, che la politica deve tornare ad essere interprete e la democrazia deve essere più partecipata nell'ascolto delle persone e non si può assolutamente continuare a calare le decisioni dall'alto sulle teste delle persone. Io sono d'accordo con quello che ha detto prima di me Cinzia, in più dico che la questione di Vicenza è sparita dai giornali, ma riemergerà perché noi resisteremo un minuto in più di Bush e di Prodi e vinceremo. A questo proposito vorrei dire che ho sempre pensato di dover insegnare ai miei figli ad essere bravi e obbedienti e invece in quest'ultimo periodo qui a Vicenza succedono tante cose che io mi sono ritrovata a insegnargli ad essere ribelli e disobbedienti, perché questa base non la devono fare qua e tutti devono collaborare e ribellarsi. Diciamo che quello che ho da esprimere è innanzitutto che continuo a sentire una forte rabbia nei confronti delle istituzioni riguardo a come è stata gestita questa situazione del Dalmolin. E ho cercato di dare il mio contributo attivandomi, dandomi da fare qui al presidio permanente, che lo trovo un luogo che rappresenta fortemente la resistenza del nostro movimento. Ho cercato di attivarmi attraverso la mia partecipazione e il contributo all'interno del gruppo di lavoro sui boicottaggi, che ha come obiettivo, diciamo, di applicare questa forma non violenta, cioè il boicottaggio, nei confronti di tutti quei soggetti che si sono spesi per promuovere questa base militare. In particolar modo Gianni Zonini, presidente della Banca Popolare di Vicenza, che è stato uno dei maggiori sponsor di questa base militare. Cerco di attivarmi con tutto me stesso affinché questa base militare non venga realizzata, perché penso che sia proprio uno scempio all'interno della città, però non è una posizione minimalista. La base militare non si deve costruire qui a Vicenza e non si deve costruire in nessun posto del mondo. Ho coordinato un gruppo di tecnici che hanno esaminato il progetto del Dalmolin, come siamo riusciti ad averlo, i documenti tra il comune e alcune istituzioni della SETAF, le normative italiane in fatto di aeroporti e tutta un'altra serie di documenti per poter dire che il 7 di giugno al Teatro Astra denunceremo alla cittadinanza cosa c'è realmente in questa base. Sono Ludmila, ho 22 anni, abito a Verona e studio all'università. Sono Andrea, ho 25 anni, abito a Villafranca di Verona, anch'io studio all'università. Sono Marco, ho 26 anni, sono laureato, vivo a Verona. Da Verona vi sosteniamo, siamo contro il Dalmolin, contro tutte le guerre, contro tutte le basi militari. Siamo per la non violenza e vi sosterremo sempre. E direi che resisteremo un minuto di più, come giustamente avete detto tutti voi.
Noi lavoratori siamo contro la guerra perché la guerra è contro i lavoratori. Le vittime principali delle guerre sono sempre state i lavoratori, sono sempre state le fabbriche distrutte dai bombardamenti e via discorrendo. Noi portiamo avanti un discorso antimilitarista rigoroso, né un uomo, né un soldo, né una base per la guerra e per le basi. Sono contro il Dalmolin perché una base resterà lì per sempre, non è una cosa che sia temporanea e sarà una cattivissima eredità che lasceremo ai nostri figli e ai figli dei nostri figli. E dobbiamo tenere presente soprattutto il forte impatto ambientale che porta questa base e soprattutto perché è una base che è fatta trampolino di lancio per le future guerre e per la guerra permanente dichiarata da Bush. Vivo con 1.000 euro al mese e sono contento. I nostri politici prendono stipendi da 21-22 mila euro e non sono neanche contenti dei soldi che prendono, perché adesso ci vogliono portare via prima di tutto il nostro paesaggio, che è qualcosa di favoloso, e ci vogliono distruggere, perché qui crescerà qualcosa che distruggerà il mondo. E io sono sempre del comitato di No Dalmolin perché sto lottando per una civiltà senza guerre, basta, e senza basi. Io dico no al Dalmolin perché sono sicura che rinforzando strumenti di guerra come questa nuova base non si può costruire la pace. La pace si costruisce secondo me col dialogo e col rispetto tra i popoli. Io dico no alla base perché sono sicuro che porterà morte e ancora di più, che sappiamo già che è già successo in zone qui vicine. E come essere umano, come cittadino, come genitore, continuerò ad oppormi a contrastare la costruzione di un'ulteriore base, che è una base di guerra che esporterà morte in tutto il mondo. Dico di no al Dalmolin perché il Dalmolin sarà un'altra base di guerra. A Vicenza ne abbiamo già tante perché non c'è solo il Dalmolin, ma ne abbiamo anche altre. Dico di no al Dalmolin perché quando mio figlio è nato nel 91 è iniziata la guerra in Iraq e Kuwait. Ora mio figlio ha 16 anni e la guerra non è ancora finita. E con il Dalmolin io faciliterò, consegnerò a mio figlio un futuro di armi e di guerre. Dico no al Dalmolin perché è un terminale di una strategia che mira a creare vantaggi a pochi e morti e povertà in tutto il mondo. Quando io guardo mio figlio non riesco poi a guardare gli altri morire di fame perché vengono impiegate risorse per fare basi o armi. Voglio dire questo sull'esperienza Dalmolin. Vorrei dire a tutti quelli che da mesi non si muovono e stanno qua a dire che la faranno, questa base, e stanno là seduti sul divano a vedere quelli come noi quanto resisteranno, vorrei dire non è più tempo di ragionare così. Perché penso che questa cosa che io ho fatto, questa esperienza in cui io mi sono trovata dentro per caso anche, ha cambiato la mia vita, ha cambiato il mio modo di pensare e soprattutto a questa gente che sta ferma dicendo così, che magari non è il problema così grave, ma insomma aspettiamo, vorrei proprio dire basta, dobbiamo darci una mossa e questa base non la faranno. Sono sicura, non la faranno. Rabbia collettiva a sapore di tabacco. L'invasione aliena prende inizio da qui, sobborgo provinciale anonimo, anomalo, che dai passi rumore anfibio sbattuto sul selciato. Dai carri armati che cigoleranno fuori dagli hangar naturali, seppelliti e nascosti sotto metri cubi di colline. Sì, una risposta saputa e taciuta, attesa e inaspettata. Ci vuole condannare a riposare in pace tra le stelle e le strisce. Zookran, 27 anni. Più o meno potrei dire qualcosa della situazione nel mio paese, dove vogliono costruire un gran villaggio americano che può accogliere sulle 3.000 persone. Tra l'altro nella mia via, in un posto dove sono tutti campi, e c'è anche una villa del 700, e
Nel mio paese più o meno ne parlo io con le persone e trovo un sacco di occhi sbarrati o di gente che mi dice tu pensa per te. Perché la gente si disinteressa del suo paese, del suo ambiente, di ciò che gli sta intorno, del comune dove vive? Da quasi un anno partecipo alla mobilitazione dei cittadini e delle cittadine contro il progetto Dal Molin. Non solo perché l'impatto sull'ambiente sarebbe devastante nel caso della realizzazione di questo progetto, ma soprattutto perché la base Dal Molin è una base di guerra e io come insegnante sono convinta che sia importantissima l'educazione alla pace. Quindi come insegnante e come cittadina sto con il gruppo appunto dell'Assemblea Permanente e un sacco di giovani, ragazzi, donne, uomini di molta età, partecipando a varie iniziative per sensibilizzare i miei concittadini e le mie concittadine affinché si operi per persuadere più gente possibile a opporsi a questo progetto. Mentre sono qui c'è un'assemblea in corso nella tenda qui al presidio e tutti i valori vengono espressi con le loro emozioni, con il loro sentimento forte. Si sta parlando di una base che vogliono costruire i grandi potenti della terra. Quali valori vengono messi in campo a questo punto? Solo la distruzione? Si mangerebbero anche i morti che fanno? Allora, io volevo dire che ho un gruppo, una banda musicale, si chiama Osteria Popolare Berica e siccome noi siamo un gruppo, una banda che ci tiene molto ai valori religiosi, della nostra fede, eccetera, volevamo dire che è ora di finirla, che lo Stato Pontificio deve scendere in campo. Stiamo stanchi di queste accuse infamanti nei confronti della Chiesa, che tentenna, che non si capisce da che parte vuole stare. No! La Guardia Svizzera deve scendere in campo, lo Stato Pontificio, perché è ora di finirla. Dobbiamo dire che la Chiesa non è più niente di spirituale, come si dice in giro queste calunnie. La Chiesa scende in campo con la Guardia Svizzera, con il potere temporale. Basta. Volevo rivolgermi a lei, Presidente Bush. Lei che è molto attento ai valori della religione e dell'etica. Le vorrei chiedere come mai è in affari con il dittatore del Montenegro che è indagato in Puglia per mafia e per contrabbando? Come mai lei ha fatto in modo che il Montenegro si staccasse dalla Serbia e dopo 2 mesi il suo uomo Ransfeld è andato a trovare il dittatore del Montenegro e attualmente, dopo meno di un anno, il Montenegro si è trasformato in una base di assalto per il Medio Oriente, per l'Africa, per qualsiasi posto, con basi militari sia lungo il mare sia all'interno del territorio. Questo piccolo paese, che era tranquillo, adesso lo sarà più? Io mi porrei, come dicevano sempre i nostri antichi latini, c'era un detto che diceva qui prodest, a chi giova questa base? Certamente non agli abitanti di Vicenza e sicuramente solo agli americani. Solo questo voglio dire. Non c'è altro motivo perché venga costruita questa base. I vicentini certamente, la stragrande maggioranza, non la vogliono. Per conto mio gli americani io qui non li voglio. Se stanno a casa loro, stanno meglio, perché qui portano solo che miseria. Noi abbiamo le case qui che sono tutte svalutate a colpa sua di loro. Cosa devo dire? Che mi schifo anche dei nostri politici che hanno svenduto un pezzo d'Italia. Abito a Rettorgole, naturalmente di fronte all'aeroporto, che non desidero. Non perché è il mio campicello, ma Vicenza non ha bisogno di un'altra caserma. E non voglio gli americani qui. Vado in un sito più adatto, più idoneo, oppure vadano via. È 60 anni che è finita la guerra. Basta, basta guerre. Vorrei dire
ai nostri governanti che Vicenza ha già dato del suo territorio, adesso basta, questo dovrebbe capirlo. Vicenza ha già dato, dobbiamo lasciare qualcosa ai nostri figli, dobbiamo lasciare ai nostri figli. Il Dal Molin va lasciato stare. Pesca un biglietto, dai. Viva Prodi! Cosa è scritto? Viva Prodi! Forse. Allora, sulla questione della guerra, noi siamo un paese che ripudiamo la guerra, l'articolo 11, e siamo il secondo paese mondiale di esportatore di armi leggere e il quarto di armi pesanti, elicotteri, bombe e cannoni. Facciamo tante marce e conferenze per la pace. E poi come facciamo a incontrarci con le norme? Per conto mio noi siamo un paese di guerrafondai. Quando vedo i bambini di 10 anni che hanno il mitra in mano e penso che sono armi italiane, mi viene freddo. La marcia della pace bisogna che parlasse di queste cose, per conto mio. Sarebbe ora, sarebbe veramente ora che la gente, tutti dicessero basta alle guerre, basta, non ne vogliamo più di guerre. Insomma, per me il no dal Molin vuol dire no a tutte le guerre, a tutte le superbie che i potenti vogliono imporre a tutte le persone pacifiche. La sovranità appartiene al popolo, che è l'articolo 1 della Costituzione, no? E questo secondo me, l'esperienza del presidio è un chiaro esempio di popolo che si riprende in mano quella sovranità che gli è stata negata dalle istituzioni, che invece di ascoltarle e di fare proprie le ragioni di questo popolo, che ha delle motivazioni fortissime per opporsi a questa base, ha deciso di ignorarlo clamorosamente. E dunque ecco, sono felicissima di essere parte di questa esperienza, di un popolo che si è sollevato e che decide di dare nuova vita a questi articoli della Costituzione, che in realtà sono lì, no? Nella Costituzione nessuno si prende la briga di leggerli, nessuno neanche più si studia a scuola. E invece no, il popolo Dal Molin è un popolo che ha deciso di prendere nelle proprie mani la responsabilità di portare avanti un discorso di pace, di territorio, di ambiente, di solidarietà sociale, di moltissimi altri motivi che si intersecano, si accavallano e che fanno di questo movimento un movimento forte, un movimento che per noi è diventato proprio parte della nostra vita. Sono Lorenzo Chiamello, ho 20 anni, sono studente universitario e abito qui a 200 metri dal presidio e vorrei semplicemente dire che vedo troppi giovani qua a Vicenza che si disinteressano alla propria città e quindi c'è bisogno di svegliare un po' queste coscienze assopite e chiedere ai giovani di interessarsi di più, informarsi, tornare a un modello di giovane che abbia ideali e speranze più grandi di quelle che ultimamente purtroppo non si vedono. Questa città deve tornare a essere protagonista di se stessa e i giovani non possono per primi rinunciare a essere disinteressati. Mi dà fastidio questa cosa, vedere i giovani della mia età che non vogliono, non hanno speranze, insomma, una voglia di cambiare ci vuole e deve partire da noi giovani, assolutamente. Io volevo raccontare di come è nato questo presidio, perché la notte del 15 gennaio eravamo qui insieme a degli altri ragazzi e in una notte abbiamo tirato su in questo campo, che prima era un campo come tutti gli altri, questo tendone. E tornare a 5 mesi di distanza su questo luogo, vederlo pieno di persone, 200 persone anche questa sera in assemblea, parlare, discutere, confrontarsi, organizzare iniziative, una dopo l'altra, con una forza e un'energia che sembra non si capisce nemmeno da dove nasca, per me è una delle più grandi soddisfazioni, insomma, che ho avuto modo di provare nella mia vita. E ogni volta che ci troviamo a
alla fine di un'assemblea, nel vedere tutta questa gente che accoglie le persone quando sono scese dalla basilica, piuttosto che quando siamo andati al 17 febbraio, credo appunto sia la cosa più grande che mi sia capitato di vivere, io provo una gioia profonda e sono contento di far parte di questo movimento. Anche a 2000 è nato il Comitato Occa per la Pace, sostiene la battaglia, l'istanza contro il Dalmolin. L'acqua è un bene primario, è un bene della terra e la dobbiamo difendere perché l'acqua è la vita. E il comitato che è nato a Due Ville è un comitato che si riconosce nelle motivazioni del presidio permanente, dei comitati della città di Vicenza, anche perché la base avrà un impatto ambientale, oltre che un impatto sociale devastante sul territorio. Ricordiamo che il bacino idrografico su cui ci troviamo è il secondo più grande d'Europa come risorse d'acqua e non è possibile sprecare l'acqua per fornire questo bene comune, questo oro bianco che sarà fondamentale per la vita degli uomini e degli esseri viventi su questo pianeta per la fornitura a basi militari. Questo va contro l'etica dell'essere umano, va contro l'etica delle persone, va contro l'intelligenza degli esseri umani. Che adesso qua mi sembra invece che questo comitato che si è formato per me è una cosa abbastanza morbida rispetto alle battaglie. In ogni caso la cosa positiva che ho potuto osservare in questo presidio è che finalmente c'è un posto dove la gente, noi diciamo oltre 50 anni oramai, che eravamo chiusi in un barattolo ormai buttato via, stiamo riscoprendo la voglia del dialogo. Cioè invece di fare i genitori, io non ho figli, però di stare a casa, guardarsi le televisioni, ho visto Santoro, ho visto questo e l'altro, in cui c'è sempre una critica, si viene per discutere. Chi ci doveva rappresentare non lo ha fatto e non lo farà mai. Adesso dobbiamo capire che è arrivato il momento che dobbiamo stringere alleanze solo tra i movimenti, come sta succedendo all'interno del patto del mutuo soccorso. Dobbiamo lottare e unirci con tutti quelli che lottano per i beni comuni e sui territori. E volevo dire solo una cosa, che non voglio partecipare in nessun modo alle vostre sporche guerre. Farò ogni cosa mi sarà possibile per impedire la costruzione di questa base, perché non sono d'accordo con la vostra politica di guerra. Punto. Per questo qui dietro la mia maglietta c'è scritto Governo lo amaro, perché noi giovani siamo irreverenti ma non stupidi. Lavoro, mi mantengo, mi considero una persona di tutti i giorni, una persona come tanti altri. Sono contrario alla costruzione di una base di guerra perché la guerra è la più grossa follia che il genere umano abbia conosciuto. La guerra è sempre guerra civile perché è il popolo umano contro il popolo umano. L'unica patria, gli unici confini da difendere sono il nostro pianeta che abbiamo già devastato. Impegniamoci di più in questo e lasciamo perdere le guerre fra di noi. Occorre un'autocoscienza più diffusa. La vera rivoluzione la facciamo dentro di noi. Dovremmo già sapere tutti che non si uccide, non si ruba, dovremmo averlo dentro. Combattiamo con i buoni esempi. Nel nostro piccolo sbagliamo. Io oltre a questa battaglia sto imparando anche a rivoluzionare me stesso, cercare di andare avanti nel mio diventare una persona migliore. Non sono un estremista, non ho mai insultato nessuno, non ho mai fatto violenze di nessun tipo e sono un cittadino normale, abito questa terra qua, quindi questa terra è anche mia e non posso accettare che mi caino una decisione dall'alto senza chiedermi niente, senza chiedere niente alle persone che come me non accettano questa nuova base. E non posso fare altro che oppormi con tutte le mie energie fino a quando ce la farò. Mi trovo in questo luogo per sentirmi vicina a persone che come me hanno provato rabbia e indignazione contro le scelte del nostro comune e del nostro governo fatte sopra la nostra testa.
rabbia e indignazione che sono state ancora più forti in questo momento, e con questo governo che pensavamo potesse essere dalla nostra parte. Invece ci accorgiamo che siamo soli, però ci siamo accorti che siamo anche un grande movimento e che possiamo farcela anche se non siamo appoggiati dai nostri governi. E questa è la forza e questa è la grande novità che è nata intorno a questa lotta contro questa base di guerra. E che non è una lotta di alcune persone in un territorio, ma sta diventando il simbolo di una lotta per una cittadinanza attiva e consapevole. E dedico queste parole che ho letto a Danilo Schenato, che digiuna per noi da parecchi giorni, e lo dedico anche a nome di mio marito e dei miei figli. Caro Danilo, sei la nostra fede e la nostra speranza. Il tuo gesto ci dimostra quanto sei legato a Dio. Tutto questo lo fai per noi, e se vinceremo questa battaglia lo dobbiamo in gran parte a te. Io prego come lo fai tu. Molte persone che la pensano come noi invocano Gesù affinché non ci siano più innocenti che devono soffrire per arricchire i potenti. Dio esaudirà il tuo nobile gesto e le nostre preghiere, dettate dal cuore di un gruppo di povere gente. Ti ringraziamo, e se andrà in porto questa battaglia penso proprio che penseremo spesso a te. L'amicizia che ci ha unito tutti noi credenti dovrà durare per sempre. Vedo che qualcuno la prende alla leggera. Dio però crede a chi ha fede in Lui, e tu ne hai avuta tanta. E voglio leggere questa lettera. Io voglio solo dire basta. Non voglio vivere in una città militarizzata, in uno stato di sudditanza che non considera la volontà della propria popolazione. Non voglio essere complice dei massacri che ogni giorno avvengono nei molteplici scenari di guerra, nel nome della democrazia, per portare avanti le politiche perverse dei paesi occidentali. Voglio lanciare un appello a tutti i vicentini, e non solo, a scendere in piazza per dire no alla svendita della nostra città voluta e permessa dalla nostra amministrazione e dagli industriali vicentini per i loro sporchi interessi economici, a discapito dell'intera comunità che si vede derubata della più grande area verde della città. Quindi basta a questa amministrazione corrotta, al silenzio assenso della Chiesa, e soprattutto basta a questi infami politici che si adoperano esclusivamente per le strategie di guerra degli Stati Uniti. Uniamoci per opporci a queste imposizioni calate dall'alto, perché un futuro migliore è possibile, ed è un dovere garantirlo ai nostri figli. E mi chiedo perché dovete venire qui a romperci le cose rotonde, sferiche, per fare i vostri cavoli finanziari, è quello che sappiamo. Per che cosa? Per noi? Per chi? Per dove? Ma quando? Basta, basta. Sono nato con voi americani. Giorgio e tutti quanti voi altri, state a casa vostra, state per rompere i coglioni. Per favore, basta, basta, basta. Sono dell'idea che la classe imprenditoriale di Vicenza, nella fattispecie, non abbia ben idea su cosa puntare sullo sviluppo futuro in questa città. Se lo sviluppo per un Calearo, presidente delle associazioni industriali, è costruire questa base militare, allora vuol dire che siamo proprio tornati indietro di 50 anni, quando lo sviluppo doveva essere costruire cemento sempre, e nessuna ricerca sulle fonti di lavoro e su quello che può essere uno sviluppo sostenibile e a favore della città e del futuro del nostro territorio. Ecco. La contrapposizione del Del Molin è una contrapposizione di base, perché mi trovo incomprensibile, inaccettabile, comprensibile per un certo punto di vista, ma non capisco come si possono sviluppare politiche
atte a portare allo sterminio di popoli, nazioni e aree geografiche del mondo, se non quella dettata dal dio sovrano denaro, che è nelle mani di poche persone al di sopra dei governi, che ne determinano il bello e cattivo tempo in aree e regioni del mondo. Voi non potete a lungo fare gli equilibristi, assicurate appoggio, armi, soldati e terre, con le nostre finanze voi ci rendete tutti assassini. Malsusa ce lo insegna, Vicenza presidiamo, dovete fare i conti con quello che vogliamo, il nostro territorio, noi ce lo difendiamo, per questa nostra lotta noi le ragioni le abbiamo gridate, rispetto della vita, della natura